al mio ospite che vedo in collegamento e che ringrazio, il dottor Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Dottor Leoni, come ci possiamo difendere dal West Nile? Quello che possiamo fare noi è cercare di evitare di aiutare la zanzara culex a riprodursi, una riproduzione che è abbastanza rapida, in circa un mese è già pronta una nuova generazione. La tropicalizzazione di certe aree anche italiane, non nuova purtroppo, che in evoluzione da alcuni anni ha portato quindi ad avere delle malattie che normalmente erano nel Nord Africa o in altre zone del mondo. E quindi dobbiamo evitare di avere delle acque stagnanti, anche semplicemente i vasi da fiori, piscine o pozze d'acqua che possono essere esiti magari degli acquazzoni rari ma importanti che ci sono, e dopo possono avere un effetto essenzialmente positivo per quanto riguarda la riproduzione di queste zanzare che sono poi portatrici del virus. E infatti proprio anche il Comune di Latina ha disposto queste ordinanze nelle quali si esorta la popolazione a non far ristagnare in sottovasi, ad esempio, l'acqua per non alimentare la riproduzione di queste zanzare. Ma lei ritiene che i protocolli attivati da ASL e comuni siano sufficienti o servono misure più aggressive sul piano sanitario ma anche informativo? L'informazione si sta evolvendo, non è stato fatto il 1500, un numero specifico per quanto riguarda le informazioni da parte dei cittadini di riferimento per questo tipo di patologia. Poi il consiglio è quello di usare le zanzariere, usare i presidi medici per quanto riguarda i liquidi e le sostanze che respingono le zanzare. Se ci si prende il fresco la sera, usare dei vestiti a manica lunga. Comunque tranquillizzarsi nel senso che è una malattia virale, i sintomi sono quelli all'inizio di una banale influenza, i soggetti più a rischio sono le persone di una certa età, ovviamente quelli con sistema immunodepresso, cioè pazienti oncologici che devono fare particolare attenzione. E poi naturalmente la variante neurologica è quella che fa più paura, quella che colpisce appunto il sistema nervoso e non solo il sistema respiratorio, ha una frequenza di comparsa di 1 ogni 150 casi. E al momento, insomma, i casi in Italia sono pochi, una decina anche, diciamo, nel cosiddetto area di Latina, che è alle cronache in questi giorni. Dottore, in chiusura, mentre secondo lei i medici di famiglia sono formati per fronteggiare questa situazione? Comune, ASL e ordini di medici specifico hanno fatto delle riunioni e delle brainstorming appunto per dare una campagna informativa di tipo univoco, capillare, in modo da informare la popolazione sulle questioni più basilari, dare dei sintomi ovviamente di allarme per quanto riguarda febbri che sono collegate poi a deficit neurologici, cioè che non sono quelli della normale influenza, e ovviamente dare la possibilità di avere anche dei soccorsi celeri per quanto riguarda casi che possono essere in evoluzione con collegamenti a febbri, a sintomi influenzali, a punture di zanzare e a sintomi di deficit neurologici collegati. Questi qua sono i casi, diciamo, a tenere particolarmente sotto attenzione. Bene, io ringrazio il dottor Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, per essere stato qui con noi e averci un po' delineato la situazione. La ringrazio. Grazie a voi, buonasera.